Ciao Maria, ciao Mattia. Ciao. Qua siamo in un posto anche di una tranquillità particolare, siamo in un cimitero e la protagonista non sono io, non sei tu, non è Mattia, è Sara. E facciamo un piccolo riassunto di Sara. Sara è una bambina che purtroppo è morta quanti anni? 6 anni. Da quanti mesi? 4 mesi e mezzo, è morta il 14 di luglio. Quanto è difficile sopravvivere a un lutto così? Tantissimo, è praticamente impossibile. Però siete riusciti a dare ai pochi anni di Sara una felicità, cioè io l'ho vista in elicottero, l'ho vista... Sì. Abbiamo cercato di fare il possibile anche in base alle sue condizioni di salute. Quando vi siete accorti che è malata, cosa avete pensato? Non sapevamo come affrontarlo, perché era una cosa che non auguro a nessuno e se ci ripenso c'erano tante speranze, tante. Poi credo che come qualsiasi genitore che affronta questa cosa ci chieda perché proprio noi. È brutto da dire, però penso che ogni genitore pensi questo, perché proprio noi. C'è questo momento che vi sentite in colpa e giustamente non dovreste sentirvi, però... Sì, magari... Per non aver capito prima che Sara stava male, per non essere riusciti a dargli quello che magari si meritava. Per vedere di fare di più, però contro la medicina noi non possiamo fare niente. Però c'è stato anche un momento che la gente vi ha attaccato. Quanto male vi ha fatto questo? Parecchio. Tanto, troppo. Chi ci ha detto che non era vero che era malata, insomma, delle cose. E dopo queste stesse persone si sono ripresentate per chiedervi scusa? No, assolutamente no. Assolutamente no. È diventato anche un fatto mediatico perché ne ha parlato tutta Italia del vostro caso. Vi siete trovati da soli, fortunatamente con l'amico Babbo Natale dei bambini. Fortunatamente. Però c'è stato un momento che vi sentivate veramente soli? Sì. Penso che se non ci fosse stato l'amico Babbo Natale non eravamo qui. Ci ha dato una grossa mano. Ci ha aiutato molto. Tanto che c'era Sara. E ancora ci sta aiutando. E anche dopo. C'è stato vicino per il funerale, c'è stato vicino sempre, perché comunque lui rimane presente tutti i giorni. È uno di famiglia. Sì. Ecco, voi avevate detto quando era Sara ancora in vita che quando non ci fosse stata più avreste collaborato, avreste aiutato anche altre famiglie. Lo state facendo? Sì. A spese nostre abbiamo imparato. Ovvio, quando ti dicono che è terminale non c'è niente da fare. Non si sanno i tempi, perché anche noi con Sara avevano parlato di anni, ma in 2 o 3 mesi ce l'hanno portata via. Però comunque quello che vogliamo fare noi è cercare di aiutare il più possibile famiglie bisognose con bambini malati, perché noi capiamo quello che possono passare, perché anche noi all'inizio della malattia di Sara, avendo perso il lavoro, non avevamo neanche i soldi per poterla portare in ospedale. E anche le terapie costavano per voi? Tipo i cerotti che metteva Sara sopra il PIC, una scatola da 20 cerotti, 500 euro. Quindi a vostro carico? Sì. Disinfettante. Quello lo chiamava il caffè. Il caffè, perché aveva il colore di caffè, sì. E quello lo pagavamo noi. Io mi sono comprata garze, batuffolini, i tappini, siringhe, queste tutte cose che me le sono comprate io, perché l'ospedale non te lo passava. Ecco, tu hai parlato anche di un grande cuore di tanta gente che ha collaborato. È la domanda che di solito si fa: la politica vi è stata vicina o vi siete sentiti da questo punto di vista un po' abbandonati? Il sindaco di Faenza non possiamo dire nulla, perché comunque ci ha fatto avere una casa nel momento che noi eravamo senza casa, quindi sul comune non possiamo dire assolutamente nulla. Su un onorevole che ho sentito anche ha cercato di potermi aiutare, ma purtroppo non c'era più niente da poter fare. Lo Stato non ci ha aiutato molto.